Autonomia, a che punto siamo? L'iter sta andando avanti, la fase delle trattative prevede innanzitutto di stabilire quali competenze possono essere trasferite dallo Stato centrale alle regioni. Vi sono delle competenze sulle quali si è trovato un accordo con alcuni ministeri, vi sono alcune altre competenze sulle quali occorre sciogliere anche un nodo politico. Il dibattito è totalmente nuovo, il Veneto oggi sta aprendo una strada senza precedenti. Siamo in una fase nuovissima, non è mai stata fatta prima, non si trova un meccanismo analogo, perché puoi prendere magari a ispirazione le leggi Bassanini, ma non sono così adatte al contesto. Si possono prendere a riferimento al momento in cui sono nati gli statuti speciali? No, è un sistema completamente diverso, per cui è un dibattito molto anche affascinante. In effetti l'autonomia non ha a che fare né con lo statuto speciale né tantomeno con l'indipendenza. C'è un dibattito fuori dalle aule, fuori dai ministeri, che io vedo che a volte si articola su purtroppo non so se sono dei pregiudizi o sono delle strumentalizzazioni. Di certo io ho dato un input deciso. Dall'autonomia differenziata non deve mai derivare uno svantaggio a carico di altre regioni. Il meccanismo dell'autonomia deve andare bene per tutti, può essere richiesto da qualsiasi regione. Il meccanismo deve essere fatto in modo tale che sia, virgolette, appetibile, interessante per tutte le regioni e che non diventi uno scontro, una dialettica sbagliata nord-sud. E sono concetti che devono essere superati, perché nord e sud dell'Italia sono l'Italia. È l'unica maniera per rendere grande l'Italia è di lavorare tutti insieme. Concetto chiaro, l'autonomia differenziata non può scardinare l'unità nazionale perché nasce in un contesto istituzionale garantito dalla Costituzione. L'idea che sarà, a mio avviso, la più adatta è quella proprio di approvare uno schema di intesa, cioè quella che è la proposta del governo, sottoporla a questa qua alle commissioni, dopodiché sulla scorta di quello che indicherà il Parlamento, vedere come strutturare l'intesa e quindi arrivare alla firma. Una volta che è firmata, ritorna in Parlamento per la legge di, virgolette, ratifiche. Insomma, il treno dell'autonomia è lanciato, corre sul binario della Costituzione, spinto dalla forza del popolo. C'è la forza del referendum dietro, ma non c'è solo il referendum di Veneto e Lombardia, è che nel momento in cui sul tavolo non hai solo la richiesta di Veneto e Lombardia, l'Emilia Romagna, ma c'è quella del Piemonte che ora ha già formulato il testo, abbiamo già il testo che lo sottoporremo a tutti i ministeri per avere le risposte e per fare proprio la trattativa. C'è la Toscana, c'è l'Umbria, le Marche e ora anche la richiesta della Campania. Cioè, questo è un lavoro enorme, queste sono delle richieste e la forza che arriva lì è una forza che ti dà anche il dovere di rispondere.